Don Peppe, volete salutare il pubblico di Tresciopolis? Come? Il pubblico di Tresciopolis. Chi? Il pubblico di Tresciopolis. E chi sono i critica? Sono quelli che vi seguono su internet tutti i giorni. Si chiama Trisciopolo. Più o meno sì. Trisciopolo. Trisciopolo, è stato da Trisciopolo. Eppure storie mamma. Don Peppe, ma faremo altre interviste, altre registrazioni? Penso che no. Ormai è finito, è finito che l'età ci sta, non so manco, non so manco i carticchioni, niente, è finito, ormai è andato, che potete fare. Don Peppe, mica ci volete morire in diretta? Lo, Mica ci volete morire in diretta? no, dopo che avete morto voi sempre, E allora camperete ancora parecchio. è come volete voi, non lo so, guardate, non ce la faccio più, che veramente sono stanco, però non ce la faccio più, sono stanco assai, ho sapete che oramai, quando uno fa la vita, non c'è più niente da fare, potete fare quello che potete voi, pure che il cervello è fresco, ma manca forza. E oramai non si fanno fare più quello a questa età, è finito, penso che questo è l'ultimo anno, non ce la faccio più. No, Don Peppe, non parlate così, ci stiamo veramente male. Madonna mia, mai per me potete stare, sono io che sono vecchio, non voi, voi siete giovani, di questa freschezza attorno, stato bene di tutte le materie, poi devi dire no, sono quelli che servono, quando non danno i renali danno tutto, guardate, ricordavo di dirlo che quando non danno i renali danno tutto. Io non tengo un'età, non mi ricordo proprio quando la tengo perché lo sapeva mia sorella Monica che era muretto, lo sapevo il presidente della Radio Giorno, Purissimo Muretto, sapevo tutto quando la Radio Giorno tenevano le carte scritte, abbonandomi a Luca, tutto quanto. Come posso dire, io non mi ricordo niente, diciamo, sono troppo vecchio, sono anziano, le carte tengono tutto a Luca. Luca, sapete, era il padrone della Radio Giorno. Saluto a noi, ogni scarpa deve avere scarpone per il niente. Che mi fa? Che mi fa? Un domani, io penso che questo è l'ultimo anno che mi può morire anch'io, vabbè. Guardiamo sto cazzo andando, caiato, già la pazienza. E Don Peppe, voi avete detto che avete intenzione di morire presto, quindi stiamo cercando di registrare tutto quello che avete da dire al... È finito, non lo so, è finito. Devono di solo la pensione, quando arriva la pensione, poverino. Basta così, basta. Quanto aspettate di pensione, Don Peppe? Una bella discussione. Non mi merda, per questo certo ci deve, non mi merda. Oh, sto cazzo andando. Don Peppe, un pensiero generale sulla vita, sul senso dell'esistenza, su tutto. Il generale dell'assistenza. Il generale, quando l'assistenza è poco, cioè sarà più denaro. Cioè, sarà più denaro, che facciamo più? 400-500 euro al mese, che facciamo più? Questo è più denaro, pazienza, che mi fa. Ma io sono in merda che guarda fisso andando a lui, chi è questo? Come si chiama questo cristiano? Sono io, zio Peppe. Voi siete? No, pensavo che era nato, che non so, dopo un po' di là sto turzanando qua. Don Peppe, non vi sembra di vedere Maritella che si sta avvicinando a voi? Ma che guardate, quando mi ho detto Maitello io non ho fatto più bene, non ci ho venuto a me proprio felice. Maitello Moretto, 3 giorni dopo che mi ho detto a Luca, figurate. Ma 3 com'era giorni dopo. Maritella? A letto era una brava Come? amante? Come? A letto era una brava amante, Maritella? No, la mamma è morta tanto anni fa. Cosa vi piaceva fare con Maritella? Cosa? Cosa vi piaceva fare con Maritella? E cosa che la Luciana, il cotone, ci facevamo per le mangiatella. Perché? E dopo? Un bicchiere di vino. E dopo ancora? Non ti mi indolito, e ci addormeva. Dormire soltanto?
e che volete fare io, Giovinò? Giovinò, venite a Cavaresca, Giovinò. Giovinò. Io non lo so, io non te ne ho a me, di mai ci scordato. Ma io, vai Gerisca, quando manca di forza, ma manca di forza. L'età ci sta, quando ci sta l'età ci sta tutto cosa. Posso fare che la pensione è poca, è poca. È bello scodo, non si chiama bello scodo, bocca chi l'ha morto, non è che c'era un incantesimo, da passano a Is e che la scorta che la moglie. Ma sta divorziando Berlusconi? Come? Sta per divorziare Berlusconi? Chi si è consumata sotto, la moglie cagno capo. Zio Peppe, se questa fosse l'ultima volta che parlate al nostro pubblico, Sì, quale sarebbe l'ultima frase che volete dire in assoluto? io ho avuto campare troppo a me.